Buongiorno a tutti, stiamo provvedendo al montaggio del video dell'ultima uscita in camper con Merida, la destinazione però è ancora una sorpresa, e nel frattempo ci si è scampato un piccolo camper tips, visto le ultime notizie che stanno girando sulla rete. Se state vedendo questo video, molto sicuramente è perché anche voi è arrivata una mail come questa, da parte di Telepass. Ora vediamo nello specifico di che cosa si tratta, quale soluzione si può raggiungere e se vi sono alternative a Telepass. Ma prima di continuare mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e se avete dei dubbi commentate il video, noi saremo felicissimi di rispondervi. Adesso mettiamo la sigla. Torniamo a noi. Allora, Telepass fondamentalmente nella sua mail ci sta comunicando che in maniera unilaterale il contratto sarà rescisso e che in alternativa vi saranno tre nuove offerte: Telepass base, Telepass Plus e la nuova Pay per Use. Il recesso dal vecchio contratto è automatico e senza penali, qualora si decidesse in questo modo, e quindi la restituzione dell'apparato può essere effettuata, anziché immediatamente, con molta più calma, visto comunque il disservizio creato, potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2024 per non incappare nella penale di 25 euro per la mancata riconsegna del dispositivo. Quindi, ricapitolando, dal 1 luglio, se non si prendono provvedimenti in merito, il contratto di servizio con Telepass subirà un'impennata mai vista. Adesso andremo a vedere nel dettaglio. E per coloro che ne fanno un utilizzo continuativo o anche discontinuo, come ad esempio quello nostro, la spesa aumenta comunque. Quindi quello che suggeriamo è quello di verificare se continuare o meno in base alle proprie esigenze. Noi ad esempio abbiamo attivato 2 anni fa il contratto pay per use con Telepass perché il nostro utilizzo discontinuo ci permette di ammortizzare quelle che sarebbero le spese rispetto ad un contratto continuativo, quindi comunque con la formula base. Andiamo nel dettaglio. Allora, come vedete, Telepass per l'offerta pay per use fino a fine giugno comunque prevede un canone all'utilizzo nel mese solare, quindi primo del mese, ultimo del mese, di 2,50 euro. All'interno di questo mese solare si va a pagare soltanto il pedaggio, il canone rimane fisso. Invece dal 1 luglio questo va a cambiare: 10 euro l'attivazione del prodotto, l'autostrada costa 1 euro al giorno soltanto quando viene presa la rete autostradale e quindi cosa succede? Succede che se uno ne fa un utilizzo un po' discontinuo non è che è così tanto conveniente, o comunque se con il camper si va a fare un utilizzo molto sporadico, ecco che bisogna iniziare a vedere un pochettino più nel dettaglio quello che è l'uso effettivo del servizio. Faccio un piccolo esempio pratico. Solitamente noi d'estate o comunque da quando inizia i mesi caldi andiamo al mare per il weekend e quindi cosa facciamo? In un mese andiamo a prendere 4 volte il casello, in un mese ipotetico, andiamo a prendere il casello 4 volte per andare e 4 volte per tornare, per un totale quindi di 8 volte, perché poi noi cosa facciamo? Partiamo il venerdì sera e torniamo la domenica nel tardo pomeriggio. Quindi cosa succede? Con la nuova proposta di Telepass andremo a pagare 8 euro di canone al mese, anziché poi andremo a vedere le altre offerte proposte dagli altri gestori per il telepedaggio. Va a cambiare anche quello che è poi il pagamento per questo servizio. Vedendo un attimino su internet, le offerte di telepedaggio fondamentalmente sono tre. Una è Telepass, la seconda è Unipol Move del gruppo Unipol e la terza è MoneyGo, che è una società nata da una joint venture tra Intesa San Paolo ed Enel. Adesso vediamo nel dettaglio anche le altre due offerte. Unipol Move prevede due utilizzi: il piano base e il piano pay per use. Il piano pay per use è da 50 centesimi al giorno
e quindi il canone si attiva al primo utilizzo del dispositivo e vale fino alle 23:59 dello stesso giorno. 10 euro l'attivazione dell'offerta. Tornando all'esempio pratico, se io vado a utilizzare 8 volte il casello, 4 ad andare, 4 a tornare, ecco che con 50 centesimi siamo sempre a 4 euro di canone al mese. A nostro avviso non è tanto conveniente ancora. E poi come secondo utilizzo c'è l'offerta base che prevede, ecco, il canone per i primi 12 mesi è gratuito e dopodiché costa 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro al mese di canone qualora si volesse attivare il secondo. Attivazione e consegna è gratuita, lo puoi fare sia in un centro Unipol che online con loro. Infine c'è la terza soluzione che è MoneyGo. L'unico difetto di MoneyGo, a differenza di Unipol Move e Telepass, è che per fare l'attivazione di questo servizio con loro serve una carta di appoggio. Telepass e Unipol invece puoi fare la richiesta di addebito diretto sul conto corrente con scadenza mensile. Invece con loro vogliono una carta di appoggio. All'interno del sito spiegano quali sono le carte abilitate per questo tipo di addebito. Anche questa ha due offerte. Ha l'abbonamento base per viaggiatori abituali e per viaggiatori occasionali c'è la pay per use a 2,20 euro al mese. L'attivazione per l'abbonamento normale è di 5 euro, invece per la pay per use attivazione e consegna è da 10 euro. Fondamentalmente si tratta di vedere un attimino anche le proprie esigenze. Vado a prendere questa tabella comparativa di tuttotech.net che è quella che ho visto, spiega leggermente con maggior completezza i tre differenti gestori per il telepedaggio. E vediamo nel dettaglio. Allora, per la tariffa flat, ovvero un utilizzo continuativo, Telepass ha diverse offerte. La più bassa è la Telepass base a 3,90 euro al mese. Ecco che se uno va a fare un utilizzo un po' discontinuo, non è tanto conveniente andare a pagare 3,90 euro al mese. Arrotondiamo a 4 euro, quasi 4 euro al mese, anche se non si utilizza. Unipol Move va a fare un'offerta differente come MoneyGo, ovvero Unipol Move è gratis per i primi 12 mesi, poi diventa 1,50 euro al mese. Invece in MoneyGo sono 5 euro di attivazione e 1,50 euro al mese. Poi vedete voi se al momento ci sarà un'offerta per avere delle mensilità gratuite, ma adesso ecco questa è appena scaduta, quindi andate a vedere sul sito di MoneyGo. Infine c'è la tariffa pay per use. Telepass la va a cambiare dal 1 luglio. Sono 10 euro di attivazione per il servizio pay per use, 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per i servizi collegati a questa offerta, ovvero, faccio un esempio su tutti, il pagamento del traghetto per lo stretto di Messina. In questo modo si andrebbero a pagare leggermente di più rispetto a quello che uno utilizza. Unipol invece l'offerta pay per use sono 50 centesimi al giorno per ogni giorno di utilizzo e l'attivazione sono 10 euro. E infine MoneyGo, che secondo me per la tariffa pay per use è quella un po' più ottimale in base alle proprie esigenze. Ripeto, io con il nostro esempio pratico è quella che calza maggiormente come convenienza. Sono 2,20 euro al mese per ogni mese di utilizzo. Gli addebiti, come detto prima, per Telepass e per Unipol Move sono su conto corrente, invece per MoneyGo è su carta di credito o carta di debito abilitata ai circuiti di pagamento online. Questione targhe: Telepass per dispositivo via app puoi fare lo switch tra una targa e l'altra per un massimo di 2 targhe. A noi viene conveniente perché nei mesi in cui o nei momenti in cui non utilizziamo il camper switchiamo la targa sulla nostra macchina privata e viceversa. Per Unipol Move è una targa per dispositivo, ma il cambio si può fare anche online, quindi bene o male come Telepass.
ma volendo si può prendere il secondo dispositivo che per il primo anno è gratis e poi diventa anche questo un altro euro al mese di canone per il secondo dispositivo. E infine MoneyGo prevede la possibilità di mettere due targhe per dispositivo e il cambio si può fare tramite l'applicazione o comunque tramite il servizio di assistenza. Adesso andiamo sul punto focale, ovvero dove funzionano i vari dispositivi. Allo stato attuale, perché adesso a maggio 2024 la situazione è ancora rimasta tale, Telepass funziona all'estero in Croazia, Francia, Portogallo, Spagna o comunque ovunque, fateci caso, sul tabellone del corsia riservata al Telepass esiste il piccolo bollino con la stella dell'Unione Europea. Fanno una grossa distinzione specifica qua per le autostrade siciliane. Perché? Perché Unipol Move va bene per le autostrade italiane, ma non va bene per le autostrade siciliane e il tunnel di Schio Valdagno, perché sono comunque in attivazione. Allo stato attuale ancora non si sa nulla, non si ha niente di certo, quindi comunque qualora una persona stesse prevedendo di utilizzare questo tipo di servizio per andare in Sicilia, sappiate che al momento ancora non è certo che funzioni. Invece MoneyGo funziona per tutta la rete autostradale, Sicilia compresa. Adesso non so se avete anche una moto, però c'è per Unipol Move e Telepass è previsto anche uno sconto per il pedaggio moto. MoneyGo no. Quello che è un po' più utile è sapere anche i servizi aggiuntivi. Telepass ha tanti altri servizi aggiuntivi perché comunque durante questi 30 anni di servizio è riuscita a ramificare quella che è la propria offerta. Come l'area C di Milano, i traghetti per lo Stretto di Messina e tanti altri parcheggi, ski pass e quant'altro. MoneyGo bene o male va a prendere quei servizi di Telepass un po' più essenziali come l'RC di Milano e i traghetti di Stretto di Messina, cosa che invece Unipol Move non prevede. Vado a sottolineare questo aspetto perché noi l'abbiamo provato anche con Telepass appena preso il camper, siamo scesi giù in Sicilia, nella bellissima Sicilia, e abbiamo usufruito di questo servizio dove senza dover scendere per andare a fare il biglietto, chi conosce la zona di Messina, Villa San Giovanni ben sa di che cosa parlo, abbiamo fatto il biglietto per imbarcarci senza dover comunque perdere tanto tempo. È una cosa molto comoda, soprattutto per chi conosce quello di cui sto parlando e quindi si possono evitare tante code, lunghe attese. No, si fa subito il biglietto e l'imbarco è quasi immediato, ti metti immediatamente in coda, passi sotto il casello proprio con la scritta riservati clienti Telepass, il dispositivo suona e vai direttamente in fila per l'imbarco. Unico accorgimento, attenzione sulla tariffa che vi applica. Spesso e volentieri il portale sbaglia e quindi vi vanno a fare un biglietto auto, quindi dovete poi andare a fare il cambio annullando il vecchio biglietto e facendone uno nuovo sempre con Telepass in questa modalità. Però diciamo che è una convenienza, è una cosa in più che Unipol Move non ha. Qualora una persona utilizza spesso e volentieri il traghetto o comunque le autostrade siciliane, al momento è una comodità che uno deve anche considerare. Ripetiamo, che cosa offre Telepass? Telepass offre comunque diversi servizi. Attualmente il Telepass base, vi dico soltanto quelli un po' più importanti. Il Telepass base per adesso ha un costo di 1,83 euro che poi passerà dal 1 luglio 2024 a 3,90 euro. Telepass Plus, gratuito per i primi 6 mesi, il canone mensile è di 3 euro e poi diventerà 4,90 euro al mese e poi la pay per use che sarebbe 2,50 euro al mese, ma poi passerà ad 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, soltanto nei giorni di utilizzo effettivo, 10 euro di attivazione. Unipol Move offre due piani che sono abbastanza alla portata di tutti. Ad esempio, l'abbonamento base, che il primo anno è gratuito e dal secondo si pagherà 1,50 euro al mese, e la pay per use, che sono 50 centesimi al giorno, ma solo nei giorni in cui si utilizza il dispositivo. La validità per le 24 ore successive al primo ingresso.
Quindi, come vi ho detto prima, soltanto dal momento del passaggio per le successive 24 ore non si va a pagare i 50 centesimi di canone. Costo di attivazione 10 euro. Infine c'è, anche tuttotech.net ribadisce, il punto principale di debolezza è sulla copertura mancante delle autostradale siciliane e del tunnel di Schio, oltre al traghetto per lo stretto di Messina. Infine, ripetiamo, c'è Monego. Monego è disponibile in due formule come Unipol Move. L'abbonamento che costa 1,50 euro al mese, 5 euro di attivazione, e la pay per use che sono 2,20 euro nei mesi in cui l'utente utilizza il dispositivo, a cui si aggiungono i 10 euro di attivazione dell'offerta e consegne del dispositivo. Quindi, come anche loro scrivono, si avvicina molto a Unipol Move in quanto a costi, ma è una soluzione preferibile fin da subito per chi abita in Sicilia e per chi utilizza gli imbarchi per il traghetto da e per la Sicilia. Gli unici punti di debolezza di Monego sono comunque l'assenza dello sconto per il pedaggio per le moto, qualora uno volesse poi switchare su una targa secondaria, e l'impossibilità di pagare con l'addebito sul conto corrente. C'è sempre una carta di debito dove doversi appoggiare. Allora, notizie delle ultime ore. In giro, sui social, chat, passaparola, amicizie, si sta sentendo che comunque, vista la clamorosa zappa sui piedi che Telepass si sta dando fin dall'invio di questa mail di recesso, qualora ci si recasse in un punto Telepass o si contattasse il numero verde per l'assistenza per recedere dal contratto, c'è questa notizia che si sta cercando di correre ai ripari con una controfferta, ovvero mantenere il contratto pay per use o quello che attualmente si ha, ma con canone gratis per 12 mesi, senza vincoli alla scadenza, e anche questa diciamo che non è una cattiva notizia se si vuole risparmiare qualche cosa. Onestamente siamo abbastanza combattuti, visto comunque l'utilizzo saltuario, il poco utilizzo che noi ne facciamo, se provare a sentire la controofferta di Telepass oppure attivare l'offerta pay per use di Monego, che è quella che più o meno calza maggiormente per le nostre esigenze. Questo è quanto, vi terremo aggiornati qualora ci siano delle novità a riguardo, e ringraziandovi per aver seguito il video vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima. Un grosso saluto e buoni chilometri!